Angela, buongiorno. Arriva. Di dire grazie a Massimiliano Cosso, a Portale Sardegna, per questo invito in questo importante forum al cospetto di tanti big player, dei quali mi sento davvero piccola rispetto a loro. Buongiorno. Buongiorno. Angela è anche una blogger, è un tuo blogger Sicilia in the Pocket, qualcosa del genere, non mi ricordo più, ci sono stato qualche giorno fa. Io sono se odi un piccolo DMC specializzato in turismo esperienziale e relazionale, ho anche un blog che si dedica proprio alla mia Sicilia, che penso di conoscere abbastanza bene dopo 25 anni. Bene. Immaginiamo che tu abbia anche già individuato delle similitudini tra la Sicilia e la Sardegna, le due grandi isole del Mediterraneo, no? Assolutamente, assolutamente, ed è quello che poi mi ha un po' collegato a Massimiliano e a Portale Sardegna, con i quali ho trovato subito una sintonia e soprattutto con i quali mi legano appunto tante idee, tanti progetti e molta similitudine in quello che facciamo, ma anche nei territori in cui operiamo. Massimiliano, vuoi fare tu una domanda? Allora, abbiamo scelto Angela perché è sicuramente un esempio calzante su quello che è il macro tema. Quindi Angela è riuscita con un lavoro che parte proprio dalla conoscenza dei territori a trasformare quelle che sono degli attrattori che prima erano latenti e che poi lei attraverso il suo eccellente lavoro ha saputo far emergere in prodotto turistico che riesce anche a vendere e quindi a creare prodotto interno lordo e fatturato per il suo territorio. E quindi gli lascio la parola molto volentieri per descriverci un po' qual è stata l'alchimia e come sei riuscita a fare questo lavoro così importante che noi come gruppo apprezziamo particolarmente e con il quale stiamo cercando di collaborare in maniera sempre più intensa. Grazie per questa presentazione, soprattutto tu sai che sono contentissima di collaborare con voi, ai quali riconosco un immenso lavoro e tantissima conoscenza e competenza. Io opero nel turismo da 24 anni e mezzo e sin dall'inizio ho prediletto gli itinerari inusuali, i luoghi poco conosciuti e ho dato valore più che alla parte economica alle emozioni da trasmettere a quelli che per me sono viaggiatori e mai turisti e che sono diventati con noi degli attori protagonisti che poi ripartono da amici. Questo è intanto quello che mi ha spinto a lavorare in questo modo. Come sono arrivata a intraprendere la strada del turismo relazionale ed esperienziale? Ti devo dire che sono state una serie di avvenimenti che mi hanno portato ad esaltare, amplificare quello che per me era già un'attitudine del mio carattere e del mio modo di vivere, cioè accogliere questi viaggiatori, far scoprire la mia terra che io amo, trasmettere loro delle emozioni attraverso questi attrattori che poi man mano in questi anni abbiamo scoperto e fatto venire fuori e far sì che proprio questi viaggiatori potessero essere il nostro portavoce, non solo dell'azienda ma soprattutto del territorio. Teniamo conto che quando io ho iniziato nel 96 non esisteva Google, neanche i social network, quindi operavamo ancora con i fax per poter comunicare alle agenzie i nostri programmi ci basava sul passaparola dei clienti, quindi dovevamo trovare qualcosa che potesse veramente farci emergere in questo mondo così variegato. Come ha detto il professore Iacche, dove mi sono veramente ritrovata in tutto, la gente oggi ha bisogno di relazioni, emozioni e relazioni sono secondo noi la parola chiave per il futuro del turismo. Oggi infatti il cliente, come abbiamo evidenziato, si chiede non cosa vivremo, non dove andremo, ma piuttosto cosa vivremo. E quindi io ti devo dire che sono arrivata al turismo relazionale nel 2000 per caso, ero la corrispondente di un tour operator americano che era specializzato in turismo enogastronomico, facevamo questi piccoli gruppetti in Sicilia dove c'erano 3 lezioni di cucina in posti comunque a prescindere poco battuti dal turismo di massa e l'ultima lezione di cucina che chiudeva il tour si svolgeva proprio in un paesino delle Madonie dove i miei genitori hanno casa, insomma ho vissuto la mia adolescenza lì, a Polizzi Generosa, che non era sicuramente un paesino che era all'interno dei circuiti turistici.
Solo che in uno di questi gruppetti, dove c'erano tra l'altro 2 VIP che mi avevano raccomandato, quelli dell'agenzia del tour operator, la proprietaria di questo agriturismo in questo paesino, ripeto, dove non c'erano altre realtà che potevano fare questa lezione di cucina particolare, mi dice che non possono farla perché ha un problema gravissimo familiare. E quindi mi ritrovo un po' spiazzata, e la cosa che mi viene in mente è quella di dove posso portarla, dove posso far vivere quello che mi chiedevano: prodotti genuini, rispetto delle tradizioni e familiarità. E la prima cosa che mi viene in mente è mia madre, nonostante, dico, la sua ritrosia iniziale ad accogliere questa gente estranea. Devo dirti che fu un'esperienza per me illuminatrice, come dico io, perché in questo piccolo gruppo c'erano 2 giornalisti americani di una rivista enogastronomica e di una TV molto conosciuta, tra l'altro di Boston, che dissero, quando tornarono negli Stati Uniti: "This was the highlight of the trip", questa è stata la cosa più bella di tutto il viaggio. Fecero anche delle trasmissioni, mi misero anche su questi giornali, e da lì iniziò il mio lavoro con gli Stati Uniti. Diciamo che sono stata un po' precorritrice, così dice, di quello che le cittadine hanno fatto e che io adoro, e infatti seguirò con molta attenzione. Qual è il metodo che utilizzo per mappare il mio territorio e far emergere questi attrattori? Io poco fa mi avete detto sono una blogger, ma sono anche una travel designer, ma soprattutto mi definisco una experience hunter, cioè una cacciatrice di esperienze, e utilizzo il mio lavoro a mo' di teatro, cioè il territorio per me, il mio palcoscenico è costituito da attori locali, da risorse locali, dove inserisco queste, tra virgolette, controfigure o altri attori che sono i miei viaggiatori. Facciamo gli sceneggiatori, cioè mettiamo insieme questa storia, raccontiamo questa storia e poi la facciamo vivere, per cui facciamo questo story living. Diciamo che in questo modo qualsiasi luogo può diventare palcoscenico, perché lo spettacolo poi è l'esperienza che facciamo vivere, il palcoscenico è il nostro territorio e questa esperienza si trasforma in vacanza, e i nostri attori, oltre alla gente del luogo, sono i nostri ospiti. Io inizio sempre mappando questi progetti di questo territorio chiedendo ai locali, cioè la prima cosa che noi facciamo è andare in luoghi o città, aree della Sicilia, chiedendo ai locali se in quella loro area, in quel preciso territorio, ci sono personaggi particolari, ci sono dei luoghi che hanno una storia, non una storia turistica, ma una storia di vita, addirittura ciò che per loro è importante per quel luogo dove vivono. E per noi è un'arma positiva, perché coinvolgiamo la comunità dal basso, cioè diamo valore a ciò che loro hanno già fatto, ciò che loro sognano che quella loro zona, quella loro parte di territorio possa diventare. E anche questa tecnica per me è avvenuta per caso, attraverso, noi abbiamo una divisione incentive, mais, facevamo tantissimi incentive, e nel 2004 ricevo una richiesta di una società di assicurazione svizzera che mi chiede un evento importante per 80 loro best client, e che doveva essere soprattutto focalizzato, questo evento, questa esperienza, sull'arrivo, il benvenuto in questa terra, e che doveva restare nella storia dell'assicurazione perché era per il capogruppo, quindi per il responsabile, l'ultimo viaggio organizzato prima di andare in pensione. Per cui ci ritroviamo in un'inspection con questo signore che accompagno a Taormina. Per caso passiamo, perché c'era l'interruzione in autostrada, e passiamo attraverso 2 paesini dell'Etna, e lui mi dice: vedi, questa potrebbe essere per esempio una location ideale, perché non è un qualcosa battuto dal turismo, dove poter impiantare un'esperienza, però deve essere un'esperienza non turistica, ma che sia identificativa del territorio e che possa rimanere negli annali della storia della nostra assicurazione. Non ti nascondo che quando arrivai a Taormina e lo lasciai in albergo, fui presa dal panico. Tra l'altro lui mi aveva dato 24 ore di tempo per dargli questa idea geniale che doveva emergere rispetto a una proposta che loro avevano ricevuto dalla Spagna. A me piacciono tra l'altro le sfide, e la raccolsi, quindi lasciai lui in albergo e tornai in questi 2 paesini dell'Etna a chiedere alla gente locale, perché
lì per lì, a primo impatto, quando mi disse che voleva ambientare tutto in questi 2 paesini, mi venne veramente il panico, perché sono paesini piccolissimi, di 500-800 abitanti, dove c'è solo una chiesa, non vedevo altro. E la gente del luogo mi dice che chiaramente quello è un luogo conosciuto per i vini, ma è anche un luogo dove la gente fa comunità, e scherzando mi dice: qua l'unica cosa che succede, mi dice in siciliano, è che ci sono tantissimi matrimoni in questa chiesa. Questa è l'unica cosa che rende questo paesino abbastanza conosciuto, forse per la posizione della chiesa, che si trova in una posizione panoramica di fronte all'Etna, o probabilmente perché c'è questa bella scalinata. Per cui io torno sicuramente in albergo un po' stranita di tutto, non pensando che potessi fare qualcosa, però mi viene un'idea geniale, cioè quella di far partecipare questi 80 best client a un matrimonio, quindi scenare un matrimonio finto. E disceniamo, lui trova l'idea geniale, mi dice chiaramente mi deve saper sorprendere, e disceniamo poi, quando arrivano i clienti, con la gente del posto, questo matrimonio finto, coinvolgendo non solo il prete della zona, che suonava le campane e faceva uscire questi sposi finti dalla chiesa, ma soprattutto i vigili urbani che dovevano bloccare questi bus, e la gente del posto che doveva essere invitata a questo matrimonio, e che per una serie di coincidenze, perché i nostri bus venivano bloccati proprio perché c'era il matrimonio di questo nobile della zona, non potevamo tornare andare a Taormina, perdevamo la cena, il responsabile della società, che si arrabbiava terribilmente con me perché mi dava dell'incompetente, alla fine il padre dello sposo ci invita per risolvere questo problema nella sua tenuta, raccontandoci proprio che a lui fa piacere, perché questa era una fuitina per cui la come dire, famiglia della sposa non era presente, e lui, che amava i matrimoni con grandi numeri, aveva veramente piacere a sostituire la famiglia della sposa con questi ospiti. Insomma, fu una cosa inscenata appunto come a mo' di teatro, ma che coinvolse la comunità locale. Noi l'abbiamo ripetuto poi per 3-4 volte, tanto che questa gente del posto, ogni volta che arrivavamo, le 2 vecchiette che mi diedero questa idea senza saperlo, mi dicevano: arrivano quelli del matrimonio finto. Questo, dico, è quello che mi ha portato a far emergere quelli che sono veramente le comunità locali, soprattutto degli attrattori che sono latenti, come abbiamo detto, cioè non ti può venire in mente, ma se coinvolgi la gente del posto, che è l'unica ad essere custode del carattere di un luogo, e che noi identifichiamo appunto tutti con il genius loci, io credo che il coinvolgimento diretto e attivo delle comunità faccia emergere molti attrattori che fino ad oggi non sono stati mai presi in considerazione. Credo che la tua esperienza sia importantissima per l'attività che poi i nostri local expert in tutta Italia andranno a fare. Credo che sia un modus operandi utilissimo. A proposito, colgo l'occasione per salutare tutti i nostri partner nel resto d'Italia, i nostri regional manager, che ormai in quasi tutta Italia hanno abbracciato appunto il nostro progetto e che stanno procedendo proprio alla selezione dei local expert nei vari territori. Ecco, apro questa parentesi per salutarli, per ringraziarli anche loro, ovviamente facendo parte della rete Welcome Travel, di aver aderito a questo progetto. Credo che, ritornando a te Angela, il tuo esempio sia importantissimo. Quello che ti chiedo è il passaggio, ok, dall'individuazione dell'attrattore alla creazione del prodotto turistico. Lavoriamo agganciandoci un po' a quello che è l'intervento che abbiamo fatto prima. Quanto ti costa, quanto è laborioso, e pensi che un'infrastruttura digitale possa essere utile per efficientare questa attività? Ti rispondo dicendoti che sì, è sicuramente un'azione molto laboriosa, perché, ripeto, parte proprio dall'individuazione e poi dal coinvolgimento e dalla, come hai detto tu, dalla mappatura, e soprattutto
ideazione, come dico io, di questa story, di questo storytelling, di questa sceneggiatura che poi deve essere far fruita ai viaggiatori, che devono diventare il tuo portavoce. Sicuramente non è come dire, un lavoro semplice, ma se fatto in concomitanza, come dici tu, con i local expert che diventano quello che poi ti ho detto mi definisco, cioè experiences hunter, cioè cacciatori di esperienze, e che mettono poi insieme, sempre tenendo conto, attenzione, della comunità locale, perché io credo che quella sia la base, cioè i locali non devono mai sentirsi fuori luogo, come dico io, ma devono sentirsi parte integrante di questo turismo. Petrini diceva sempre che per rendere felice una comunità nella parte turistica devi saperli coinvolgere, devi saper coinvolgere la comunità, perché sennò vedono questi turisti come degli intrusi nella loro quotidianità, perché quando c'è turismo c'è confusione, mancano i parcheggi, ci sono tutta una serie di cose che le comunità piccole, penso a Cefalù per esempio, vivono nel periodo estivo. Se invece noi riusciamo a coinvolgere i locali e quindi farli diventare essi stessi attori di questa di questa evoluzione del territorio che diventa palcoscenico, si sentono coinvolti, io credo che questo potrebbe veramente portare ad un exploit di questi attrattori, perché saranno proprio i locali che ti daranno la possibilità a te, local expert, di inventarti una nuova esperienza. Io, guarda, voglio voglio evidenziare anche questa cosa, perché ti dico, queste esperienze che fino ad oggi noi abbiamo fatto si sono rivolte per la maggior parte ad un pubblico di altissimo livello, cioè noi lavoriamo tantissimo con la gente, con turisti di medio-alto livello provenienti dagli Stati Uniti. Io credo che comunque queste siano esperienze che invece vadano fatte fruire a qualsiasi tipologia di turista, e soprattutto occorre mettere in campo e quindi andare un po' oltre, fare questo salto per poterli anche distribuire al mercato italiano, come avete detto voi, che attenzione fino ad oggi è stato diverso e ha visto l'Italia sì come un bellissimo territorio, ma dove non pensa minimamente si possano vivere delle esperienze indimenticabili. Cioè tu quando a un italiano dici che in Sicilia piuttosto che in Sardegna puoi fare una vacanza indimenticabile, magari anzi sorridono, perché quando si pensa a delle vacanze con delle esperienze indimenticabili si pensa, che ne so, alla Thailandia piuttosto che all'India, piuttosto che agli Stati Uniti, non si pensa minimamente alla Sicilia, alla Sardegna, alla Puglia. Ecco, quindi io fino ad oggi mi sono rivolta a un pubblico straniero alto spendente, perché io dico io vendo lusso, però la cosa che per me è importante è che io non vendo il lusso in quanto opulenza e magnificenza. Io vendo storie autentiche che sono in grado di emozionare, di stupire, che garantiscono una connessione, quello che io chiamo un collegamento con l'anima di quel luogo. Cioè, mi piace far vivere delle esperienze esclusive, uniche, dove il cliente, che sia italiano o straniero, diventi protagonista e che il suo viaggio serva non a tornare a casa rilassato e riposato da una vacanza di mare, balneare, ma dove venga a casa, ritorni a casa arricchito nell'anima. E ti posso dire che ho avuto un'altra esperienza che mi ha dato anche quest'input, che anche ai ricchi e non solo tu puoi vendere queste esperienze. Mi capitò nel 2006, dove un'altra agenzia, un altro tour operator mi disse che dovevo creare un'esperienza per una cliente estremamente importante americana, che aveva visto tutto, che chiaramente per il suo vissuto, per quello che rappresenta, difficilmente poteva essere stupita da qualcosa. Arrivava per un giorno a Messina, quindi i riferimenti di Messina, quali sono i punti, gli attrattori principali che ti vengono in mente, sono Taormina e l'Etna, ma dovevo far sì che lei conoscesse la Sicilia e quell'angolo di Sicilia senza
che ci fossero altri americani, che era impossibile perché era la giornata delle crociere ed erano piene di navi, tra l'altro di turisti e di viaggiatori americani. Per cui mi venne in mente di portare questa persona, non sapendo chi fosse tra l'altro, di portare questa persona ai piedi dell'Etna, di fronte a questo spettacolo meraviglioso che era l'Etna, ma in una casa privata che ha una terrazza bellissima e la cui proprietaria, che è un'amica, è una baronessa che tra l'altro cucina benissimo. Quindi questo pranzo fu veramente particolare, non c'erano americani, era da sola, aveva questo spettacolo dell'Etna, cioè l'icona della Sicilia. E poi la portai in un posto che è iconico dal punto di vista cinematografico, che è la casa dove è stato girato il film Il Padrino, che conosco il proprietario, e fu non tanto il vedere o rivedere il luogo del Padrino, ma fu soprattutto il mettersi in relazione con il proprietario che l'accolse come se fosse una viaggiatrice comune. La persona in questione era Oprah Winfrey, che mi disse che aveva visto nella sua vita tantissime cose, tantissime esperienze da vissuto nei suoi viaggi, ma che questa fu unica proprio per la relazione con la persona del posto. E insieme a lei c'erano 20 suoi amici e non tutti erano comunque ricchi, erano anche persone comuni. Lei aveva scelto in questa crociera dove aveva portato tutti i suoi dipendenti. E ti posso dire che l'aver fatto vivere questa esperienza a una persona che poteva permettersi qualsiasi cosa, ma anche a gente comune, mi ha dato la possibilità di pensare che queste esperienze possono essere fatte fruire a chiunque. Occorre chiaramente trovare il metodo e dobbiamo trovarlo assieme con tutti gli stakeholder del territorio e ripeto con i locali. Poi un'altra cosa sicuramente importante è quella di formare invece gli operatori. Noi lavoriamo molto con il B2B oltre che con il B2C. E molti operatori non conoscono la Sicilia come non conoscono la Sardegna, o se la conoscono solo per sentito dire o per quello che risulta essere importante in generale, che può essere le spiagge e i panorami meravigliosi della Sardegna o le spiagge della Sicilia o l'Etna e Taormina. Noi facciamo tantissima, il Covid l'ha amplificato questo lavoro che facciamo, però facciamo tantissima, come dire, meeting face to face con i nostri operatori, spiegandogli proprio che cos'è la Sicilia, che cosa possono far fruire ai clienti, che cosa si può fare, quali sono le cose più importanti da vedere, il cibo tipico e non quello, come dire, turistico. Li facciamo diventare esperti della destinazione pur non vedendola, perché sono loro l'interfaccia dei clienti e sono loro che spesso suggeriscono la destinazione. Quindi piuttosto che suggerire sempre Firenze, Venezia, Roma, io dico sempre suggerite destinazioni alternative che sono meravigliose, che sono le nostre isole, che è il sud dell'Italia, e lo facciamo dando loro gli strumenti per poter far sì che possano trasferire tutto questo know-how ai loro clienti per venire voglia di viaggiare. Grazie. Abbiamo una domanda interessante dai nostri ascoltatori. Tu nel tuo ragionamento non hai parlato di mare, giustamente, hai parlato di attrattori latenti, attrattori da sviluppare, molto interessante. La domanda è tecnica. Rispetto alla stagionalità, fortissima stagionalità che sicuramente la Sicilia ha, simile alla Sardegna, quindi questa grande curva estiva, giugno, luglio, agosto e settembre. Immagino che utilizzando questo altro tipo di turismi tu riesca a compensare questa stagionalità fortissima che abbiamo noi isolani. Su che mesi sei riuscita a spostare la domanda? Allora, questa è una domanda molto interessante perché intanto si parla da sempre, da quando ho iniziato a muovermi nel turismo, quindi 25 anni fa, io sento sempre parlare della famosa destagionalizzazione, che io odio come parola, premetto questo, perché le nostre isole, se parliamo della Sardegna e della Sicilia, sono due terre ben definite che non necessariamente, anzi
sicuramente non hanno necessità di vivere soltanto nei mesi estivi, sebbene siano conosciuti solo per quei mesi, che è la stagionalità molto corta che va da giugno a settembre. Sono due isole che hanno una storia, delle tradizioni e come dire, un palcoscenico, come ho detto poco fa, che consente di vivere il turismo non ti dico 365 giorni, perché l'inverno è duro un po' dovunque, ma quantomeno 9 mesi l'anno. E di questo ne sono sempre stata convinta, perché le esperienze che noi gestiamo e che mettiamo in campo non vengono fatte nei mesi estivi, dove ci sono queste città, come diceva il professore Iacchi, overcrowded, quindi dove c'è questo turismo di massa. Vengono fatti nei mesi marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre. Addirittura pensa che noi quest'anno, prima che il Covid ci rovinasse tutto, avevamo già dei gruppi di australiani a gennaio. Io ho ricevuto il primo gruppetto di australiani che voleva vivere questa esperienza enogastronomica in Sicilia con le lezioni a casa di gente locale il 4 gennaio. E per loro, che comunque è un'isola e sono abituati a un clima fantastico, in Sicilia trovarono, siamo stati anche fortunati, 14 gradi, c'era un sole meraviglioso, c'è stato anche qualche giorno di pioggia che poi abbiamo compensato con il fatto che loro incontravano i locali e riuscivano a fare piuttosto la lezione di pittura o la lezione di ceramica oppure di mosaico, perché li abbiamo coinvolti anche con una lezione di mosaico, perché noi abbiamo i mosaici famosissimi bizantini di Monreale, di Cefalù e di Palermo, che sono tra l'altro fanno parte di questo itinerario UNESCO e che hanno apprezzato, per cui diciamo che quei giorni di pioggia poi venivano messi in disparte dal fatto che avevano questa relazione con la gente locale e se ne fregavano del fatto che ci fosse un clima non molto favorevole. Per cui quando io sento parlare ai grandi politici dicendo che la Sicilia o la Sardegna, perché ho sentito anche in Sardegna le stesse cose, potrebbe vivere di turismo, dobbiamo fare la destagionalizzazione, ma poi materialmente loro stessi si concentrano e concentrano il marketing delle nostre terre solo nei mesi estivi. A me questa cosa fa troppo ridere, perché io vi posso dire che questo modo nuovo di fare turismo, questi turismi, danno la possibilità a qualsiasi territorio di vivere, ripeto, non 12 mesi l'anno, sarebbe anche molto bello poterlo fare, ma ci sono delle caratteristiche tecniche che penso non consentono a questi territori di vivere, anche perché non ci sono le strutture adeguate, 12 mesi, ma 9 mesi sicuramente. E questo significherebbe un prolungamento della stagione, ma una cosa ancora più importante, che è il coinvolgimento di tantissima gente, di tantissimi giovani, e quindi un aumento del lavoro anziché un aumento della disoccupazione. Ed è questo che a me fa rabbia, perché poi io vedo che ci sono tanti privati, come Massimiliano e tutto il suo gruppo fantastico, come noi o tante altre piccole realtà come noi, che invece vogliamo emergere. Chiaramente abbiamo bisogno purtroppo di collegarci a quello che è la politica locale, che è sorda, quindi questo un po' mi fa rabbia, però rispondendo proprio alla domanda tecnica, questo è un turismo che fa vivere il territorio, lo fa vivere anche, ripeto, non solo ai viaggiatori, ma soprattutto ai locali che vengono coinvolti e sono felicissimi di questo. Io Grazie Angela. voglio chiudere questo in una frase: people don't buy what you do, but they buy why you do it. Quindi se tu insegni alla gente perché stai facendo quel tipo di turismo, loro lo comprano molto facilmente. Grazie per quest'ultima perla che ci segneremo, che sicuramente ci sarà molto utile, perché è proprio il frutto della tua esperienza diretta. Quindi ti ringraziamo ancora, salutaci la Sicilia.